L'albero della vita si accende grazie a Pirelli, Coldiretti, Orgoglio Brescia. Raccolgono tutte le tipologie possibili e immaginabili di abitazione, quindi questa è un'abitazione singola per una sola persona, perché tra l'altro questo Poggi Pestoli era naturalmente fornito di finanze piuttosto cospicue, però non aveva né moglie né figli, quindi soprattutto era da solo. E tra l'altro questa nipote piuttosto che è il film quello del principe che abbiamo visto sotto, magnifico esempio, tra l'altro anche qui si vede come effettivamente la conoscenza del tessile, quindi quasi tattile, fosse nelle corde di questi artisti, che vedete dimensionale è trattato con questo legno strepitoso, come vedete, e anche qui assolutamente geniale l'artista praticamente che era Gian Angelo del Maino. La famiglia del Maino aveva tutta una serie di artisti nel Museo dell'Arco e questa è rinascimentale, un artista nordico, però questo è un posizionamento per esempio, così come questa lo stinco è un tipo di manifattura romana, sempre spesso, però le gambe che però sono abbastanza coerenti.
E Chioggia, se conoscete. No, quella signora. Guarda che il soffitto, L'altro era proprio rinascimento italiano intitolato. Tra l'altro questa sala dei cassettoni, come la vedete, proprio per il carattere particolarmente sì, anche.